Le mura di Castelfranco sono in pericolo, il tempo e la storia le stanno distruggendo e il comune, nonostante gli sforzi, non riesce a sostenere l'intera opera di restauro. E le mura sono un patrimonio di tutti i trevigiani perché Castelfranco è la città murata voluta da Treviso per presidiare il confine con il territorio padovano. Una storia lunga oltre 800 anni, che non è solo mattoni, torri e camminamenti, ma soprattutto le mille vicende delle famiglie che vennero a vivere qui dove non voleva venire nessuno. Per questo il Consiglio dei 300 decise che quel presidio trevigiano doveva essere franco, ovvero esente dalle tasse. E le mura che guardavano ad ovest, quelle padovane di Cittadella, definivano il Castello Franco, opera militare di difesa circondata dalle fosse riempite dalla deviazione idraulica del Musone dei Sassi. Torrente fiume che prima rendeva palude tutta la zona. Una testimonianza quindi della nostra storia, che ora ha bisogno di interventi immediati. È importantissimo restaurare le mura di Castelfranco perché sono praticamente l'identità del nostro territorio, della nostra provincia di fatto, perché i primi cittadini provenivano da Treviso, di conseguenza si estende a tutta quello che è la provincia. Poi perché si può sicuramente creare una sinergia dei giorni nostri per quanto riguarda l'economia e naturalmente il turismo per il territorio. Ecco perché Antena 3 ha deciso di adottare le mura di Castelfranco, sensibilizzando tutti, dai nostri parlamentari ai singoli cittadini, perché tutti possiamo, anche con poco, salvare le mura castellane. E come si può intervenire? Sicuramente l'opportunità dell'Europa è aperta, ma attualmente non ci sono fondi. Noi abbiamo aperto invece attraverso la legge dello Stato l'Art Bonus, che mette nella condizione coloro che vogliono investire sul restauro di avere degli sgravi fiscali. Però non è escluso anche alla città, ai cittadini comuni, diciamo così, ai imprenditori e al semplice cittadino che voglia intervenire. Si parte da 2 euro per Castelfranco, in un calcolo che può rendere possibile un intervento di restauro milionario garantito dal comune. 2 euro perché dalla storia abbiamo identificato il numero di mattoni che è composto il castello di Castelfranco, sicché 3.750.000 sono le pietre che lo compongono, moltiplicato per 2 noi avremo raccolto la somma necessaria per il restauro.